senza preavviso buttarti fuori dal lavoro, guarda, io non ho parole, ti dico solo, ma è una vergogna questo. Un padre con 2 figli e una moglie che non lavora nessuno, l'unico è lui, manteneva tutta la famiglia e oggi dove si trova? Da 50 anni troppo vecchio per andare a lavorare, troppo giovane per andare in pensione, però ha dovuto rimboccarsi le maniche e è andato a scaricare mobili. Davanti a loro hai sempre il sorriso, i problemi devi tenere per te. E fare il possibile, nel piccolo cercare di fare il possibile, sono loro la mia priorità. Loro non hanno un papà, perciò io devo fare sia una parte che l'altra. E da quando, essendo che uno ha 16 anni, l'altro ne ha 8, quello di 16 anni, devi gestirlo in maniera diversa perché adesso sta affrontando le superiori, perciò vive su un mondo grande. E perché fanno i bulli? Perché vogliono farsi vedere che sono capi, che sono più... Sì. Dimmi tesoro. Cioè vogliono farsi vedere che sono i più grandi. Che sono i più grandi, più bravi, più forti. Sì. La cosa più cara che mi hanno portato via è stato un orologio che da 40 anni che lavoro e c'era praticamente l'insegna e scritto. Quella è stata la cosa più brutta. Da Sarcedo, Vicenza, e da 2 anni che vengo qua al Banco Solidale perché mi danno una mano e sono contento. Allora in 5 anni abbiamo aiutato 120.000 nuclei familiari, 120.000, e abbiamo dato via 450 tonnellate di cibo in 5 anni, tutto verificabile, tutto scritto, perciò non sono numeri a caso, ma sono numeri che fanno riflettere cosa vuol dire la povertà anche qua a Treviso. È una storia d'amore bellissima. Quanti figli, Bruna? 5. Maschi. Maschi. Quanto hai lavorato nella tua Tanto. vita? Tanto. Non sai cosa vuol dire col tuo sposo? No. Uscire a mangiare una pizza insieme voi due? La faccio io a casa. E tu Ernesto, cosa vuoi dire a questa sposa? Ma dico che stava brava. Sì. cosa Parla sempre bene. cosa devo dire? Che stava brava e che lavora per 3, non per 1, per 3. Buonasera signore e signori, ci siete, mi raccomando, perché guardate che ce l'abbiamo messa tutta, come tutte le settimane, per farvi vedere delle storie del nostro territorio. Storie che veramente, se non ci fossimo noi, forse non conoscerete mai, ma che fanno parte della quotidianità e della povertà che sta vivendo anche il nostro territorio. Noi cerchiamo veramente di fare la realtà, di darvela proprio in un piatto d'argento, direi, perché come che ve la poniamo noi, non sono cose inventate, qui non ci sono comparsi, qui ci sono veramente storie vere che voi tutti i lunedì sera vedrete e poi mi chiamate e ci dite: Mirella, non avrei mai immaginato di vedere una cosa del genere. Tu cosa dici, Anna, con i nostri Buonasera ospiti? a tutti quanti, non mi sarei mai immaginata di dover documentare storie di questa caratura, di questa consistenza piuttosto pesante eppure vera. Storie che appunto, come raccontiamo, documentiamo ogni settimana di lunedì in lunedì, sono fatte di carne ed ossa e anche catene, come abbiamo visto nella copertina all'apertura, che come sapete bene riassume un po' una parte dei temi, delle storie che andremo ad affrontare nel corso di queste 2 ore. E allora, vista la consistenza, la pesantezza anche di tante vicende, un po' di leggerezza che suona come una nota lieve, giocosa e che ci dà un po' di luce, che illumina un po' la nostra anima. Quindi chi meglio di un giovane che voi avete già conosciuto, che è un bravo ragazzo che si dà da fare per gli altri, che ha scritto un libro insieme a Mauro Benetton, ma che questa sera è anche un musicista, è il nostro musicista di questa sera. Eccolo qua, Francesco Dal Poz. Ciao Francesco. Ciao. Benvenuto, bentornato. Cosa ci fai sentire, Francesco? Cosa ti suoni? Faccio sentire questa canzone, Vivi ancora, una canzone che ho scritto ispirandomi a delle persone che ho conosciuto che sono riusciti a ricominciare da una situazione difficile che avevo, delle persone in particolare che hanno iniziato una volta in pensione a pitturare, a scoprire questa loro passione nel pitturare, quindi è iniziata per loro una nuova avventura in un'età che per molti potrebbe sembrare ormai troppo avanti, insomma. E allora gliela dedichiamo. Gliela dedichiamo proprio a loro. Francesco, Vivi questa ancora. sera anche come cantautore, rigorosamente dal vivo, eh? Sempre dal vivo.
Oggi si è alzata via la coperta, oggi ha deciso che la vita era pronta lì per lei. E allo specchio si è scoperta più bella ancora di quando era in quella foto insieme a lui. Che sia l'età o chissà, in fondo quelle rughe in più sono nuvole che bianche riempiono il cielo blu. Una strana felicità in quelle guance all'insù di chi ha sofferto ma sa vivere anche se lui non c'è più. Ed oggi è vero che gli angeli non sono lassù. Si è aperto il cielo, non smetterò più. Vive ancora. Ed impugnando una matita che ha voluto collegare il cielo a tutti i giorni suoi. Ora colorerà questi pensieri strani e bui. C'è un profumo che arriva oggi a mangiare solo in due. Ed oggi è vero che gli angeli non sono lassù. Si è aperto il cielo, non smetterò più. Quando la mia luna splende lì per me, sento di poter ricominciare. Scende una pioggia ma non mi fa male, perché vivi ancora, vivo ancora. Si è aperto il cielo, non smetterò più. Vive ancora, vive ancora, vive ancora, vivo ancora. L'applauso finale ci sta, Grazie grazie. Francesco. E Grazie. adesso andiamo con gli ospiti E che adesso sono... andiamo a presentare gli ospiti, poi torniamo su Francesco perché abbiamo ancora tante cose da raccontare. Gli ospiti anche loro hanno da raccontare qualcosa. Hai presente quando smarrisci qualcosa ma non è un oggetto che si è nascosto, hai perso qualcosa, il lavoro, la salute e pezzi di vita che ti sono stati non scippati ma rubati, depredati. Ce lo raccontano proprio i nostri ospiti, quindi diamo subito il benvenuto a Carolina Borin. Buonasera. Ben arrivata, Carolina. Grazie. Vittima della mala sanità, poi spieghiamo perché. Carolina ha una storia molto consistente. Poi diamo il benvenuto, legato ancora con le sue catene, a Vincenzo Famà. Buonasera Vincenzo. Buonasera a tutti. Ben arrivato anche a lei Vincenzo, anche se con le catene, ma ben arrivato. Tanto di catene e lucchetto. Sì, ma sono arrivato in macchina comunque. Ecco, incatenato. Vincenzo è disoccupato e per questo è incatenato. Quindi buonasera e benvenuta anche ad Anna Rosa Pavan. Buonasera a voi. Anna Rosa, Un'altra storia derubata, poveretta. E quindi benvenuto anche a Sandro Casadio, disoccupato di Noale. Buonasera Sandro. Ma va Sandro, disoccupato, ma va? Ma come mai qua? Ma chissà perché? Comunque correggo, Casa d'Oro. Chiedo scusa, quindi sì, sarà da
casa Dio, chissà perché, avevo visto in questo volto che si era illuminato anche con le note di Francesco Dal Poz, una speranza che era rinata anche in lei, chissà che sia così. Non si sa mai. Quindi torniamo a Francesco con il simbolo della fortuna, la coccinella. Ma perché Francesco è qua nella veste anche di scrittore, perché lui assieme a Mauro Benetton ha scritto un libro che voi avete già visto, che si chiama La Coccinella, che presenteremo giovedì presso la libreria Canova alle ore 21 in piazzetta Garibaldi a Treviso, e speriamo ci sia anche Mauro. Come mai questa idea, Francesco? La solidarietà, secondo me, è quella che ti ha spinto ad aiutare Mauro a dire quello che veramente lui sentiva? Beh, devo dire che Mauro è sempre stato un amico di famiglia, è un'amicizia che è sempre stata forte, e nel momento in cui si è ammalato ed a lui è venuta l'idea di scrivere un libro, ho proprio sentito di dovergli stare a fianco, sebbene fossi in un periodo molto intenso a livello musicale perché stavo producendo un nuovo album, però mi sono lasciato andare, ho detto voglio aiutare Mauro in questo suo progetto. Abbiamo avuto più risposta di quanto pensavamo, anche il fatto che siamo riusciti ora ad avere questa opportunità della libreria Canova, secondo me è veramente un regalo grandissimo. Anche perché diciamo, e invitiamo tutti quanti giovedì alle ore 21 presso la libreria Canova a esserci, perché è molto importante, perché fa parte della solidarietà, e qui invito la grande famiglia di Rete Veneta a partecipare se è possibile. Faremo anche una diretta con Focus col direttore Luigi Baccialli, perciò sentirete proprio dalla voce vera, dalle parole anche di Mauro, della sua famiglia e soprattutto di Francesco, perché questi libri. Quanto può aiutare un libro, Francesco, anche una persona come Mauro? Sicuramente può aiutare molto, soprattutto a livello personale. Lui ha raccontato la sua storia, e vedere che ora questa sua storia è riconosciuta da tante persone come un aiuto è fantastico. Ci sono persone che mi hanno fermato per strada perché mi avevano proprio visto qui a Rete Veneta e mi hanno ringraziato, e ne ho ringraziato Mauro soprattutto, perché quel libro gli ha dato tanta gioia in un momento di difficoltà. Quindi allora guardiamo cosa ha combinato Francesco, ha fatto una cosa bellissima, la guardiamo assieme. Lui è Mauro, lei Mirella. Questa la libreria Canova a Treviso. Questo è un calendario concerchiato giovedì 12 aprile. Questo è il logo di Rete Veneta. Questo è il tasto condividi. Questa è la scritta sorpresa, perché alla fine di questo video ci sarà una sorpresa. E questo sono io. Cosa hanno in comune questi 8 elementi? Primo elemento, Mauro. Mauro Benetton è la ragione per cui sta succedendo tutto questo. Mauro, grazie al libro che abbiamo scritto insieme, sta lanciando a tutti il messaggio che la vita va vissuta. Secondo elemento, Mirella. Mirella Tuzzato è una colonna portante di Rete Veneta. Grazie alla sua determinazione ha già aiutato tantissime persone e tra le altre cose ha anche aiutato Mauro a raggiungere l'obiettivo che riguarda il terzo elemento, libreria Canova. Ebbene sì, il libro di Mauro, dopo aver venduto centinaia di copie online e di persona, oggi sarà presente in quella che penso si possa definire la libreria più importante di Treviso. Quarto elemento, giovedì 12 aprile alle ore 21 ci sarà la presentazione ufficiale alla libreria Canova di Treviso e, quinto elemento, Rete Veneta durante la serata aprirà una diretta con il programma Focus presentato dal direttore Luigi Baccialli. Sesto elemento, il tasto condividi, perché oltre ad essere presente tu, spero, possano essere presenti più persone possibili. Settimo elemento, io, perché sarò presente per parlare della fantastica esperienza vissuta con Mauro. La sorpresa è, e lo speriamo davvero tantissimo, che Mauro forse riuscirà ad essere presente all'evento e sarà quindi l'occasione per conoscere una persona meravigliosa. Ci vediamo giovedì. Francesco Dal Poz, complimenti per questa capacità di sintesi, sì. Velocità e anche molto ritmato, così come il dialogo e il linguaggio adesso dei social, quindi molto cadenzato, ben equilibrato, bravo, complimenti. Grazie. Francesco Dal Poz. Del resto tu ti sei presentato questa sera anche come cantautore, ma scrivere e leggere e raccontare è un atto di grande coraggio. Lo scrittore non deve inventarsi nulla perché ha già tutto sotto mano, deve solo avere il coraggio di raccontare quello che è una realtà spesso purtroppo sconosciuta e che aspetta soltanto un alito di vento alle volte. Però perché diciamo anche una cosa a loro favore.
che ci sono anche bravi giovani e noi vogliamo aiutare questi giovani ad esprimersi, a farsi vedere, perciò scriveteci che noi vi faremo intervenire in questa trasmissione, perché è giusto dare spazio anche a questi giovani che sono veramente bravi. Forse Mauro la solidarietà, Francesco, non fa tanto scoop, invece noi la faremo diventare scoop, la solidarietà, tutti assieme ce la faremo con la grande famiglia di Rete Veneta. Allora, si parlava di mondi sconosciuti e invece stanno diventando sempre più noti purtroppo, e questo è il caso anche del mondo di Carolina Borin. Carolina, lei è vittima della malasanità, così l'abbiamo presentata perché lei purtroppo sta subendo quelle che a mio avviso sono delle lungaggini burocratiche che la rendono doppiamente vittima, perché cosa è successo? Ha 62 anni, di Treviso, e ha scoperto di avere un tumore. Sì, un tumore al pancreas, sono stata operata 6 anni fa, non è curabile, si può solo tenere a bada, tenerlo fermo, e ogni 15 giorni, ero partita ogni 21 giorni, ogni 15 giorni faccio un trattamento, una specie di chemio, che adesso alla fine dovrei andare a Forlì a farne un'altra, e non so perché a Forlì. Ecco, andiamo anche noi. Qui la stop, esatto, perché allora lei da chi è curata? Da Treviso? Io da sono dove? curata a oncologia, però mi hanno passato da un professore che è proprio sempre in ospedale a Treviso, quindi. Che è specializzato in tumori neuroendocrini. Ecco, per questa malattia, per questa patologia, per il tumore, lei ha subito anche diversi interventi, e da Treviso le hanno detto che lei non è curabile. Cioè io adesso mi hanno detto di continuare la chemio che faccio, invece che 21 giorni, ero partita 28, devo farla ogni 15 giorni. Però non più qui, deve andare in un'altra regione? No, quella la faccio, però siccome che l'ultima PET che vado a farla a Castelfranco, la malattia si è ripresentata con altre aggiunte, con altri amichetti, li chiamo. Per tenere sempre, per tamponare, come dicono loro, perché non sono neanche operabili, devo andare a Forlì. E le hanno spiegato perché? Perché qui in Veneto è possibile che non ci sia un macchinario? Specializzati. Spieghiamo bene, Carolina. Allora, tu hai chiesto come mai mi mandato a Forlì, e loro ti hanno risposto perché là c'è una specializzazione che ti permette di superare meglio questa terapia. Di superare, di tamponare. Sì, ma la supera anche tamponandola, esatto. Ma secondo te è giusto andare a Forlì? No, ecco, spiega perché secondo te dovresti rimanere qua. Perché tanto è brutto anche andare in oncologia a Treviso, perché oncologia non è come che vai dal dentista, qualcosa, cioè io come punto di riferimento voglio avere un dottore, invece oncologia a Treviso ti sbattono di qua e di là, chi prima arriva prima alloggia. Se tu hai preferenza di andare da uno, come può dire anche mia figlia che mi viene sempre dietro, devi andare a pagamento, anche se sono esenti Però al 100%. il direttore generale Benazzi ha detto più volte, quando c'è qualcosa che non riuscite a capire, oppure vi sembra che il trattamento non sia giusto, venite da me. Tu sei andata, Carolina, dal direttore generale? No, io sono andata al Tribunale di diritti dell'ammalato, anche perché io qua ho delle date, avevo una visita per esempio cardiologica, l'impegnativa era dal 27 novembre e l'ho fatta il 17 marzo, dopo 2 solleciti, dopo che mia figlia ha alzato la voce, dopo avevo una Ma a pagamento o sempre col ticket? Sempre. E dopo una visita oculistica datata 27 ottobre 2017 l'ho fatta il 5 aprile. Adesso io l'ultima volta che ho presentato la PET, quella di Castelfranco, al professore, quello che mi sta seguendo, si è messo d'accordo con l'oncologo, che infatti hanno deciso di mandarmi a Forlì tutti e 2 assieme,
Però è già passato un mese, io non... Ma l'appello che tu fai qual è allora, Carolina? Cioè, ti arriva la PET, che era, io la chiamo un bollettino di guerra, che può dirlo anche mia figlia, era devastante. E ti dicono qua bisogna fare una cosa più grossa per tamponare che qua e che là, e anche per sapere cosa dovevo fare, dove dovevo andare. Mia figlia telefonava tutti i giorni e una volta il professore c'era il reparto che era in Subuglio, una volta non c'era, una volta così, una volta cosà, si è rivolta perfino al... come si chiama, quello là per i tumori che è vicino in oncologia. Sì, allo Iova Padova? No, qua a Treviso. Sì. E in pratica, dopo 2 solleciti, dopo che lei ha alzato la voce e tutto quanto, qua si vede a distanza di 9 mesi mi hanno dato, e si sono messi d'accordo sto professore che è neuroendocrino e l'oncologo di mandarmi a Forlì, però non mi hanno detto né cosa devo fare, né, siccome io prendo 14 pastiglie al giorno, mi faccio 100 ml di insulina e tutto quanto, non mi hanno detto se devo smettere di prendere pastiglie. Lei è abbandonata a se stessa praticamente, sta dicendo questo? In pratica io sto aspettando la telefonata dall'alto. Da oltre un mese? Da un mese. Da un mese. Beh, comunque le hanno detto che deve farsi queste cure, deve migrare in altra regione, non può stare in Veneto perché qui in Veneto non la possono curare. No. Ecco, questo sta dicendo Carolina. E però nel frattempo, nell'arco di un mese, da un mese a questa parte nessuno si è fatto vivo, quindi rinnoviamo questo appello e chiediamo anche al direttore generale... No, lo chiamiamo il direttore generale, no, che intervenga laddove comunque lo chiamiamo noi, perché lo chiamiamo anche per sentire giustamente com'è sta storia che tu giustamente... Perché già la malattia è un martirio, in questo caso lei si sente abbandonata più che altro, poveretta. Io aspetto anche, perché dico, se aspetto così... Ma ho questa figlia, quella in Svizzera e un altro figlio che non sono capaci di star zitte, io gli dico lasciate fare a me, che la testa è ancora a posto per fortuna. E loro sei la loro mamma, loro vogliono bene alla loro mamma, Carolina. No, ma mi sembra che... Cioè mi sembra che pensino che non sia in grado di non è di vero. fare. No, è solo amore, Carolina, è solo amore, Carolina. Perché Carolina nel suo silenzio sta dando lezioni di grande umiltà a cui dovremmo attingere tutti quanti noi, me per prima, mi ci metto anch'io. E domani sentiremo il direttore generale, Carolina, va bene? Beh, questa storia è incredibile e proprio come arriva... tutte le nostre storie. Sì, ma anche questa, come tutte le nostre storie, detto bene. Adesso io mi sono persa il segno e direi, a proposito di storie da raccontare, documentare, andiamo a vedere un'altra storia di una mamma che avevo già conosciuto al Banco Solidale, la conosciamo insieme, Angie. Ciao grande famiglia di Rete Veneta. Oggi siamo nella prima periferia di Treviso e siamo un po' in incognito perché vogliamo mantenere un po' di privacy per questa donna, ma soprattutto per questa mamma. Eccola qua, ciao. Questa è Angie. Angie ha 2 ragazzi, un ragazzo e una bambina che salutiamo, però Angie è da sola nel vero senso della parola e lavoro non ce n'è. E cioè tirare su la famiglia non è semplice con 2 figli. Allora lei mi ha chiamato, ha detto Mirella, io non so più da che parte girarmi, bollette, affitti, bambini a scuola, spostarsi, come faccio? Ha detto. Allora Angie, cosa è successo nella tua vita? Tu avevi un marito, hai avuto 2 figli, poi ti sei separata perché lui era un violento, bisogna dirlo, e lei ha preso i suoi bambini e se n'è andata. Però cosa succede? Se uno non lavora non riesce a mantenersi. Allora cosa vuoi dire? Niente, io faccio il possibile per gestire tutto, anche perché non è semplice. Fino adesso sono sempre ho trovato sempre lavori precari, diciamo, non un lavoro fisso. E ovviamente con i lavori precari non è che riesci mai a gestire il tutto, tutte le spese. Anche il problema più grande è che lui non versa gli alimenti.
Perciò nonostante sollecitazioni, no, non serve a nulla né arrabbiarsi neanche perché alla fine se ne frega. Sì, quella è la verità. Cioè per lui i figli non sono figli. Esatto. Questo è il dramma. Tu cerchi lavoro, Angie? Io adesso è un mese che sono a casa e adesso in teoria dalla prossima settimana sto aspettando una chiamata perché dovrei cominciare un altro percorso di lavoro. Perché sono tutti lavori purtroppo a tempi determinati. Al giorno d'oggi bisogna prendere qualsiasi lavoro che viene, non è che puoi decidere di fare no questo o no quello. Parliamo come mamma. Cosa vuol dire per una mamma alzarsi e sapere che la giornata sarà difficile in quanto non ci sono i soldi per sbarcare il lunario, perché questo è quello che succede. Bisogna cercare sempre davanti a loro che hai sempre il sorriso, i problemi devi tenerli per te e fare il possibile nel piccolo, perché fare il possibile, sono loro la mia priorità. È una mamma molto severa, lei non lo dice ma io lo so, è severissima, anche troppo per i miei gusti, e se lo dice la Mirella, però lei non lascia perdere niente. Perché questa rigidezza così con i tuoi figli? E come ti ascoltano sti ragazzi? Hai paura di qualcosa, Angie? Quando sei da solo e devi fare sia la parte della mamma che la parte del papà, cioè loro non hanno un papà, perciò io devo fare sia una parte che l'altra. Nel momento quando, essendo che uno ha 16 anni, l'altro ne ha 8, quello di 16 anni devi gestire in maniera diversa perché adesso sta affrontando le superiori, perciò vive sul mondo grande. E i pericoli ce ne sono, bisogna sapere anche gestirli e soprattutto insegnare a affrontarli. Sentite, lei è proprio brava, per ciò noi abbiamo deciso di aiutarti. Ecco qua Angie, l'assegno, soprattutto per i tuoi ragazzi. Grazie. Ecco qua, e spero che ti porti fortuna, perché te lo meriti. E tu sai che hai la grande famiglia però che ti protegge, non avere problemi, sai che io ci sono, mi chiami, qualsiasi cosa noi arriviamo. Cosa vuoi dire alla grande famiglia, Angie? Ringrazio tutte le persone che versano dei soldi per sostenere appunto questa situazione. Allora, voi avete visto Angie. Io vi posso solo raccontare una parte della storia di Angie. Se voi sapeste cosa ha passato questa ragazza, questa bambina, perché lei ha iniziato a soffrire da bambina, sentite che anche il parlare non è molto chiaro, perché lei parlava pochissimo, quasi niente, e però ha lottato con tutte le sue forze per avere la sua dignità di donna. Però non ce la fa perché non trova lavoro. Ha due ragazzi meravigliosi, educatissimi e bellissimi, proprio sembra che la natura voglia ripagare questi genitori con dei figli meravigliosi. Però come fare a tirarli su se non intervenite voi con le vostre offerte? Ecco, io volevo solo dirvi questo, che vedete solo una parte di quello che io potrei farvi vedere ma che non posso. Ma sappiate che ci sono delle donne che hanno talmente sofferto tanto che meritano il vostro aiuto ancora di più. Sì, perché anche se siamo apparentemente distanti, in realtà siamo uniti dalla generosità, dalla carità e dalla solidarietà. Solidarietà che ha sperimentato in prima persona proprio anche uno dei nostri ospiti presenti qui in studio questa sera, Vincenzo Famà. Adesso noi lo vediamo vestito bene, in giacca, cravatta, da dirigente consumato. Qual è? E qual è stato? Perché Vincenzo si è trovato dall'oggi all'oggi licenziato di punto in bianco e per questo da quel giorno, da Pasqua, va in giro con le catene. Lei ha vissuto, Vincenzo, proprio come barbone? Sì, buonasera innanzitutto. Io venerdì, come hai detto tu, ho preso la notizia che il mio lavoro era terminato, sono stato licenziato proprio con effetto immediato, con delle motivazioni discutibili, anche se presumo ci sia un fatto ritorsivo. Ovviamente dopo un paio di giorni ho deciso di dare sfogo e eco a questa mia angoscia, a questa mia sana preoccupazione, visto che alla fine sono l'unico che lavora e soprattutto so che il licenziamento è stato ingiusto. Allora Vincenzo, la interrompo un attimo, vediamo nella scheda che la riguarda dove effettivamente è successo questo fatto, in quel di Mestre. Sì. Da quanto sei incatenato? Domenica dalle 17 di domenica. Pasqua. Giorno di Pasqua.
Licenziato dall'oggi all'oggi senza saperne il perché, Vincenzo Famà, 47 anni, 2.000 euro di stipendio per quanto pignorato, ex direttore della sala bingo di Mestre di Piazza Barche, da Pasqua bivacca incatenato fuori dal locale come segno di protesta. Fino a qualche ora fa era un padre come tanti con una famiglia come tante, racconta in preda alla malcelata disperazione. Quanti anni hanno i suoi figli? Mia figlia ha 12 anni e 10 anni. Mia moglie è stata mia collega al bingo per tanto tempo e non riesce a trovare lavoro, non riesce a darmi una mano, cerca lavoro ma alla fine di fatto sta curando i bambini e quant'altro. La casa è in affitto dove stiamo pagando anche degli affitti arretrati per situazioni pregresse in cui ci siamo ritrovati anche in difficoltà. Si parla di 4 anni di stop, di interruzione col lavoro saltuario, per cui stiamo pagando condominio arretrato, affitti, stiamo facendo i salti mortali. Prima del licenziamento i segnali che non facevano presagire nulla di buono. Da dimensionamenti vari e da un mobbing nei miei confronti mi ha fatto capire che probabilmente la mia figura professionale andava scomparendo. Qui tutti lo conoscono e sono in pena per lui, a cominciare dai poliziotti che preoccupati passano e si fermano per chiedergli se ha bisogno di qualcosa, insieme agli ex clienti che hanno formato un cordone di solidarietà. E vederlo il giorno prima tutto incravattato e il giorno dopo vederlo come un barbone, ci chiedevamo come mai. E mi dispiace perché è una grandissima persona, meravigliosa. Mentre dentro, in sala bingo, i colleghi dell'ex dirigente starebbero subendo stalking. A tutti pare sia arrivata la telefonata di non parlare del caso con noi giornalisti, ma questa addetta di sala 2 cose ce le dice. Tra voi vi dite che potrebbe succedere malauguratamente, la speranza è che non accada mai, ma che potrebbe succedere anche a qualcuno di voi, come è successo a lui? Sì, adesso non si sa mai. Ecco, non si sa mai, effettivamente fa specie, Vincenzo, vederti così e vederti nell'altro modo bivaccare giorno e notte, ore e ore. È la stessa persona, comunque cambia la forma, adesso sono un pochettino più riassettato come persona, però alla fine la sostanza è uguale. Vincenzo, scusa, ma non abbiamo capito perché tu sei stato licenziato? Vorrei capirlo anch'io, c'è una motivazione ufficiale che ovviamente mi è stata fornita nella lettera di licenziamento immediato che parla di riorganizzazione aziendale, nel senso che in virtù degli investimenti fatti dall'azienda... L'azienda qual è? Il bingo di Mestre di Piazza Barche? È il bingo di Mestre, che è una società, una piccola società recentemente acquistata da una grossa multinazionale, quindi, per cui presumo che problemi a livello di economici non ce ne siano. Hanno dato questa motivazione per mascherare probabilmente delle motivazioni diverse. E infatti stiamo comunque anche col mio legale stiamo andando avanti per far luce su questa vicenda. Ecco, allora dicevi un licenziamento mascherato da una riorganizzazione del personale aziendale. Sì, aziendale. È arrivato qualcuno al posto tuo? E di fatto non può accadere questo perché altrimenti si potrebbe contestare il licenziamento, in quanto per legge se hanno eliminato una figura professionale vuol dire che per un tot di tempo non possono sostituire. Però scusami, io sono venuta lì al bingo, mi sono informata, ho parlato con delle persone e so che è arrivata una figura esterna. Ovviamente c'è da un paio di mesi una figura esterna che è considerato un consulente esterno spagnolo. Quanto costa questo consulente esterno? Costerà sicuramente 5, 6, 7 volte quello che costavo io, ma comunque non può essere definito il mio sostituto, anche perché sarebbero passibili di una controdenuncia da parte mia, per cui c'è stato questo escamotage molto intelligente di mascherare questa persona come un consulente esterno che di fatto sta guidando il bingo. La mia manifestazione, e ringrazio anche voi che mi avete dato la possibilità, soprattutto te che mi sei stata alla fine quasi ma è la redazione che si muove unita insieme mi avete dato la possibilità comunque di parlare e la mia lamentela, per quanto plateale possa essere stata, proprio di fronte al bingo voleva essere sia una provocazione ma sia anche un testimoniare un'ingiustizia, perché è un'ingiustizia, come è noto a tutti, personale e anche clientela. Quindi la prima fase, insomma, purtroppo avrei voluto andare ancora avanti lì, ma ci sono stati dei fatti che non sto a dire che mi hanno fatto sì che tornassi a casa dalla mia famiglia, non che rinunciassi assolutamente no a questa mia battaglia, a questa mia manifestazione, ma purtroppo ho dovuto interrompere
Molto in anticipo, perché sarei rimasto lì, finendo con lo sciopero della fame penso che potevo restare lì potenzialmente anche mesi. Ti sei sentito anche male l'ultima notte ho fatto dei che controlli, hai perché ho fatto dei controlli come giusto che Adesso sia, stai non sono più minimizzando, ma hai avuto un un valore. ragazzino, non sono più un ragazzino. Senti per Vincenzo, cosa vuol dire andare a casa e dire ai propri cari non ho più lavoro, da domani io non lavoro più? Come vive un uomo questa situazione verso la famiglia? Male. Perché io ho 2 bambini, uno di 12 anni che già ha compreso tutto perché è al corrente di tutto, la bambina che è ancora piccolina, 10 anni, non sa nulla, ma presto verrà a conoscenza del tutto perché a scuola dubito che qualche amichetta non la informi. Per cui con mio figlio ci ho parlato, anche perché lui mi ha visitato lì quando ero nella veste di clochard, è venuto lì e abbiamo affrontato un discorso in maniera molto seria dove ha spiegato papà che comunque ha subito un qualcosa che lui reputa ingiusto, gli è stato negato il diritto al lavoro, che penso che sia un diritto sacrosanto che abbia meritato, e gli ho detto che probabilmente c'è in atto un qualcosa per riottenere ciò che illegittimamente mi è stato tolto. Per cui L'hai trattato da adulto, gli hai ma parlato lui l'ha ben capito, come anzi tuo l'ha ben pari, capito, siccome insomma. ho parlato anche di alcune figure che ruotano attorno al bingo, figure anche un po' ambigue. Ecco, resta lì perché poi vogliamo sì. svelare certi arcani penetrando appunto in questi arcani segreti. Invece volevo andare un attimo da Anna Rosa Pavan, perché ad un certo punto Anna Rosa si è trovata ad aprire quel cassetto simbolico e a non trovare più niente delle sue cose, della sua vita. Certo, allora premetto che penso sia qualcuno al corrente della mia situazione, eccetera. Adesso come ci si sente quando ti portano via tutti questi oggetti che tu hai messo da parte con tanti sacrifici? Allora, all'inizio hai un po' di rabbia, dopo ci resti male, ma dopo pensi anche che forse ci sono nella vita altre cose che hanno più valore degli oggetti. Spieghiamo però com'è successo e dove è successo, perché Allora, tu vuoi lanciare anche un appello. Sì, allora, bravissima Mirella, vediamo i servizi e poi torniamo con l'appello di Anna Rosa. Le hanno rubato le chiavi di casa dalla borsa, lasciata apparentemente in un posto sicuro, un banco dell'altare maggiore della chiesa di Santa Maria del Rovere. Il tempo della messa e l'abitazione, un appartamento al 3° piano all'angolo tra via Cornarotta e via Municipio, già era stato svaligiato. La disavventura è toccata domenica scorsa ad Anna Rosa Pavan, responsabile amministrativa della sede trevigiana delle assicurazioni generali, con la passione per il canto. Anna Rosa fa parte infatti del coro di Santa Bona, che domenica era invitato a cantare a Santa Maria del Rovere. Si sono intrufolate queste 2, penso che siano state rumene, con la scusa di entrare sul coro, che le piaceva cantare, eccetera, eccetera. Hanno ascoltato le prove che stavamo facendo e si sono impossessate. Io dopo un'ora, dopo finita la messa, mi sono accorta che mi mancava dalla borsa il borsellino. Quando sono tornata ho guardato alto e ho visto un balcone aperto che era chiuso. Non avevo tanto coraggio di entrare in casa e sono andata dai carabinieri e con loro siamo andati a casa. Dove ha fatto l'amara scoperta, spariti preziosi, argenteria e una pelliccia per un valore complessivo di circa 25.000 euro. La cosa più cara che mi hanno portato via è stato un orologio che da 40 anni che lavoro e c'era praticamente l'insegna scritto. Quella è stata la cosa più brutta. Anna Rosa ha voluto raccontare il suo caso per mettere in guardia i tanti gruppi, ma anche i fedeli stessi, che si raduneranno nei giorni di festa. Attenzione all'escamotage usato da queste 2 donne sui 35-40 anni che avrebbero già agito con modalità simili in una scuola per interpreti. Io sono anche un po' di mestiere, pertanto queste cose le conosco abbastanza, però quando toccano del tuo praticamente ci resti veramente male. Allora Maria Rosa, raccontiamo un po' l'appello che tu vuoi fare, perché può capitare a chiunque, mi hai detto. Esattamente, cioè soprattutto quando ci sono questi gruppi, noi siamo un gruppo di circa 40-45 persone e bisogna stare sempre con le antenne aperte, perché è facile che una magari ti dica entro, non entro, eccetera, far parte del gruppo, però sai che ci sono anche delle persone marce dentro e pertanto bisogna un po' diffidare. Allora raccontiamo bene, voi stavate iniziando le prove? No, noi facciamo così, ogni qualvolta
praticamente abbiamo da cantare, nelle messe soprattutto, anche ai concerti, ci troviamo mezz'ora prima. Sì. Allora ci prepariamo e praticamente le ragazze abbiamo messo tutte le borse in altar maggiore dove cantavamo noi e erano tutte sotto i banchi. Io sinceramente non avevo parlato con queste due straniere, ma bensì abbiamo fatto le prove. Cioè loro sono entrate e vi hanno chiesto se potevano rimanere? Loro sono entrate, però non hanno parlato con me, hanno parlato con altre persone chiedendo che gruppo siete, che cosa state facendo, adesso fate le prove, ci piacerebbe iniziare a cantare anche noi, come possiamo fare? E così si sono avvicinate. Sono avvicinate, possiamo ascoltare le prove? Sì, si sono sedute esattamente sul banco dove c'erano tutte le borse. Figurati, hanno Perciò fatto sapevano loro bene, E dopo ne hanno preso, forse la mia, hanno preso il borsello che avevo dentro tutto, oltre i soldi, documenti, carta di credito, cellulare, avevo purtroppo anche le chiavi di casa. Io me ne sono accorta esattamente appena terminata la messa perché la mia borsa pesava poco. Manca qualcosa. Manca qualcosa. In effetti uno dei cantori mi ha detto: ma cosa stai cercando, Rosa, su quella borsa? E io ho detto: mi manca il borsello. Ma sei sicura? Ma certo che sono sicura. Sono andata fuori e siccome fa parte del coro anche la mia gemella, ho detto: per caso tu hai le seconde chiavi del mio appartamento? E lei mi ha detto: sì, le hai con te, sì. Da Santa Maria del Rovere sono andata in via Cornarotta di corsa. Che è via Cornarotta dove c'è la sede del comando dei carabinieri, oltretutto. Esattamente, Quindi, dista 10 metri, 10 metri. Non è vicino da Santa Maria del Rovere, ci ho impiegato 20 minuti, sì. Anche perché quel giorno c'erano le corse ciclistiche, il traffico era domenica, chiuso. sì, era chiusa la città. Esattamente. Ma senti Anna Rosa, adesso dopo aver subito quest'atto predatorio così violento, comunque in casa propria, come si vive, come trascorre le tue giornate? Sempre come prima, con spensieratezza, prima del fatto? Cosa? Io non avrei tanta paura, però mi dicono devi stare attenta. Allora adesso quando vado a casa controllo sempre se c'è qualcuno che mi segue o meno. Questo sì, lo faccio con le chiavi già in mano per aprire il cancello e volare dentro. Questo sì, lo faccio. Ascolta, Se ma ci spiega fosse- come ci si sente quando, cioè non è neanche quello che ti porta, ma il valore, cioè i ricordi affettivi che non potrai più ricomprare. No, esattamente, anche perché l'orologio sinceramente dopo 40 anni che uno lavora era tutto inciso con la data, il nome eccetera, no? E quello, anche se te ne acquisto in un altro, non è più quello. Esatto, esatto. Oppure i ricordi di bambina, quando ti portano via Esatto, proprio la tutte catenina, queste... avevo una catenina mai messa, me l'aveva regalata mia nipote perché le avevo fatto un pensiero, un regalo eccetera, mai messa con l'R, perché ho detto è fine, la porto d'estate. Ma allora, ascolta, perché voi eravate in tanti, vuol dire che queste sono proprio esperte? Perché per fare una cosa del genere con voi là, vuol dire che queste sanno dove mettere le mani e quanto tempo, loro calcolano tutto. Secondo me sì, erano in due, una più alta, una più bassa, da quello che poi noi abbiamo, perché come ho fatto sapere che erano queste due rumene? Perché abbiamo mandato al gruppo un SMS a tutto il gruppo, avete notato qualcosa di diverso in chiesa? Perché sull'altar maggiore c'eravamo noi, il prete, eccetera, non c'era nessun altro. Come poteva sparire un borsello? E allora appunto è venuto fuori che una signora ha detto sì, ci sono avvicinate queste due e praticamente è venuto fuori da allora, perché prima di allora non si sapeva niente. Perciò l'appello che diciamo è di stare attenti anche all'interno delle chiese, perché è un momento, è un attimo che loro controllano. Al momento noi siamo persone che qualcuno viene a chiedere possiamo entrare sul gruppo, le porte non sono aperte, sono spalancate diciamo noi, no? Praticamente, però dobbiamo anche diffidare di questo, perché appunto dopo succede quello che è successo.
C'è qualche persona che saprebbe identificarle? C'è stata una persona che è stata chiamata al comando dei carabinieri per identificare guardando delle foto, sì, ed è andata, perché siamo un gruppo compatto, se c'è qualche cosa da fare bisogna farlo. Fare solidarietà e fare squadra per aiutare. Bella anche bella, mica bella, però fa capire che dobbiamo avere sempre la massima attenzione, perché ci sono sempre, come dice la Mirella, due occhi che ti guardano, due occhi che ti osservano. Bisogna stare molto attenti, perché nel momento proprio che voi pensate di essere sicuro, track che arriva ed è l'imprevisto e sei completamente impreparata, è vero Maria Rosa? È vero, è vero. È una forte testimonianza questa di Anna Rosa, anche perché hai da darci delle cose che ancora non sono state rivelate da parte degli inquirenti. Lo diciamo tra poco. Lo diciamo tra poco. Maria Rosa. Lo diciamo tra poco. Big Bang ha detto stop adesso. Perché poi torneremo... Non sono il generale, perché vicino a questa rossa fluente... ma sei un bel Big Bang. Sto facendo ancora le stellette. Le stellette. Abbiamo un'altra storia che parla di bullismo e di scuola, la vediamo tra poco, perché nel frattempo volevamo parlare anche con il nostro Sandro, che è arrivato da Noale, che ha una storia pazzesca. Anche tu, Sandro, sei disoccupato da quanti anni? Dal 2014, buonasera a tutti. Ciao Sandro, ben arrivato. Ho lavorato in Aprilia per 30 anni circa. E poi... Quando era patrone ancora Ivano Beggio? Sì, Ivano Beggio. Hai lavorato con lui, sì. Adesso in questo momento c'è Collanino. Chi c'è, scusa? Collanino. Sì, è da cambiare il cognome di Sandro, perché io l'ho chiamato Sandro Casadio, invece sei Sandro? Casadoro. Come fai a non avere un lavoro con un cognome così? Porti fortuna solo col cognome Casadoro. Forse solo quello. Allora, continua. E praticamente sono stato licenziato tra 140 persone, tra prepensionamenti, esuberi e tutto quanto, per un calo di produzione a livello in Italia, soprattutto perché in quell'epoca la Privia vendeva parecchio all'estero, però in Italia c'è stato il crollo, la famosa crisi. E quindi ti sei ritrovato senza lavoro, con i figli a carico e con la moglie, che però nel frattempo hai perso perché vi siete separati. Esattamente. E devi pagare gli alimenti alla moglie e l'assegno ai figli. Esatto. E come fai? No, la moglie in realtà lavora ancora in azienda, e, per fortuna, e quindi diciamo che devo aiutare per mio figlio quel che posso, però in questo momento qua vivo con del volontariato e con un contributo che Noale mi passa, che voglio ringraziare il comune di Noale e l'assistente sociale, la Raffaella Locco, che mi aiuta in qualche modo. È poco, perché quanto prendi? 120. 120. Ascolta Sandro, spieghiamo cosa vuol dire quando manca il lavoro, si può perdere anche la famiglia. Sì, cioè cominciano i litigi e comincia una serie di disgrazie, chiamiamole così, che poi ti fanno ritrovare da solo. Perché succede questo secondo te? Ma è proprio vero, come dice lei, che gli amici, quando perdi il lavoro perdi anche quello, non solo il rapporto con la famiglia e tutto quanto, però... Cosa ti sentiresti di dire, Sandro? Sono un po' emozionato allora. Immagino, è normale, sai Sandro, io le vivo queste situazioni, guarda, dal lunedì alla domenica non ho tregua su queste storie, ma una cosa che fa pesare molto è la solitudine, questa solitudine, sì, specialmente, non ti aiuta, esatto, non quando ti aiuta ti rapporti nessuno, con i tutti figli, quanti, cioè è difficile. Nessuno, diciamo, queste che ho appena ringraziato ci sono sempre per me. Sì, ma quello che mi dicono è rapportarsi con i figli. Mi vergogno, mi dice qualcuno, a guardare i miei figli, Mirella. Sì. È vero questo, Sandro? È verissimo, perché vorrei dare qualcosa di più per mio figlio, però con questi soldi qua cioè, non si riesce Quanti a vivere. anni ha tuo figlio? Mio figlio ha 14 anni, fa la terza media. E come sta vivendo lui questa tua situazione, questa separazione soprattutto? Beh, diciamo che è difficile. Non riesco a spiegare questa cosa, quindi bisogna provare le cose, perché anch'io
cerco di cercare lavoro, di fare, però purtroppo malgrado gli aiuti e tutto quanto servono sempre i soldi. Ma tuo figlio come la sta vivendo questa situazione? Cioè, lo sai, è al corrente di questa tua situazione, tuo figlio? Vive male? Vive male perché vede un papà che è in difficoltà. Sì. Ma soprattutto vivono male poi le separazioni, i ragazzi vivono male, è vero Sandro, le separazioni? Sì, perché dopo alla fine il rapporto tra la mia moglie è deteriorato perché la situazione portava dei litigi e delle situazioni che non ho voluto continuare, ho voluto, parlando con mia moglie, appunto che forse è bene separarsi un periodo per vedere se magari potevo in qualche modo trovare una situazione, qualcosa che potesse garantire, diciamo, una tranquillità familiare migliore. Da quanto tempo ti trovi in mezzo a questo guado, dentro queste sabbie mobili? Praticamente sono 4 anni, proprio giusti. Che lavoro vorresti fare? Cosa cercheresti? Qualsiasi lavoro oppure c'è qualcosa che ti senti di chiedere? Chiedi, per delle volte sai, le telecamere arrivano dove magari nessun curricula può arrivare. Ma io in questo momento qua la cosa che vorrei fare è il verde. Giardinaggio? Sì, imparare, usare diciamo, i metodi, i modi in sicurezza e tutto quanto, e imparare a fare questo tipo di lavoro in ambiente aperto, perché dopo 30 anni in azienda vorrei cambiare qualcosa, magari in meglio. Si è appena tenuta anche Noale in fiore, quindi direi che magari c'è questa possibilità. Poi si apre l'agricoltura adesso, vediamo, torniamo anche in comune, sentiamo un po'. E a proposito di tuo figlio che è un adolescente, guardiamo quindi, questo servizio. esatto, tante esigenze, tante richieste, ma ci sono anche tanti segreti tra gli adolescenti, vediamo. Parlami un po' di bullismo. Cosa vuol dire bullismo a scuola? C'è il bullismo? Sì. C'è. E come lo vedi tu da ragazzo il bullismo? Con offese e prese in giro. Stai subendolo anche tu? Sì. E come ti comporti quando vedi questi ragazzi che fanno queste cose? Reagisco. Reagisci in maniera violenta oppure cerchi di parlare? Violenta. La scuola fa qualcosa oppure così e così? Così. Potrebbe fare di più secondo te la scuola? Sì. In che maniera? Come puniresti questi ragazzi secondo te? Facendoli capire che fanno cose sbagliate. Facendo capire che fanno cose sbagliate. Sono nostrani o sei dei vari tipi? No, sono strani. Cioè. Ah, sono strani nostri proprio? Sì. E perché fanno i bulli? Perché vogliono farsi vedere che sono capi, che sono più... Sì. Dimmi tesoro. Cioè, vogliono farsi vedere che sono i più grandi. Che sono i più grandi, più bravi, più forti? Sì. Magari tu dite, ma magari guarda, beh, ma non guarda che schifo che fai, ma ti sei buon dire io. Dopo vai un minuto, state provo a dire, ma guardami bene. Ma questa cosa ti fa, a parte sti scherzi della Mirella, ma ti fa star bene, nel senso che la superi tranquillamente fregandoti, oppure quando rientri a casa ti fa star male? No, mi fa star male. Che offese ti fanno, ad esempio? Dimmi un'offesa. Dimmene una. No, ti offendono la famiglia. Ti offendono la famiglia, eccola qua, sapevo io, poi lo so cosa fanno. E soprattutto la mamma magari. Sì. E guai che ti tocca la mamma. E perciò reagisci? Sì. E lui viene da piangere perché so cosa sta provando in questo momento. Però qualcosa faremo, non ti preoccupare, perché deve finire sta storia di sti bulletti. No, sono soltanto loro 2. 2 ragazzi sono? Sì. Della tua stessa classe o della scuola? No, stessa classe. Ah, stessa classe addirittura. E continuano a farti violenza, diciamo. Alla mamma dell'alunno, oggetto, comunicazione e sospensione per 2 giorni dalle attività scolastiche per l'alunno. Gentile signora, come anticipato verbalmente, le confermo che suo figlio, dati i ripetuti episodi di cui si è reso protagonista e da ultimo il comportamento scorretto e irrispettoso assunto nella giornata del 28 marzo nei confronti del docente della struttura, viene sospeso dalle attività scolastiche. Questo accertamento concorre a creare un clima non conforme alla civile convivenza e agli obiettivi didattici che la scuola si prefigge. Pertanto le comunico che il collegio docenti ha preso la seguente decisione: 2 giorni di sospensione dalla frequenza scolastica, da mercoledì 4 a giovedì 5 compreso.
Disponibile per ogni chiarimento, salutiamo distintamente il direttore. Gli altri 2 ragazzi sono stati sospesi? No. Alla scuola cosa chiedi? Vai. Cioè di non mettere più questi esseri qua a scuola. Grazie tesoro, grazie tanto e anche grazie di avermi rilasciato questa intervista molto importante. Okay. Ma quanto è tosicato che te sta Dio? Ma quanto bello uscito? Caro il bebè. Oh, veramente, se avessi 15 anni, te correria a Drio. Bellissimo, ciao tesoro, ciao. Ciao tesoro, perché ciao tesoro? Se qualcuno sapesse cosa ha passato questo ragazzino, prima con la famiglia e adesso con la scuola, non è giusto. Non è giusto perché bisogna capire anche i percorsi, le storie di questi ragazzi. Perché questo ragazzo, lui sta difendendo la sua mamma, che già ha visto troppe volte umiliata, malmenata, da qualcuno a lui molto vicino. E lui sta cercando in tutte le maniere di difendersi. Io non so se lui ha tutte le ragioni o ha tutti i torti, però è stato sospeso solo lui. E questo l'ha ferito profondamente, perché lui mi ha detto, io Mirella mi sono solo difeso dopo giorni e giorni di violenze verbali che fanno più male delle violenze fisiche, e specialmente quando offendono la mia mamma. Allora io mi rivolgo a questi insegnanti, a questi dirigenti, ma siete sicuri di essere proprio sulla strada giusta? Non sarebbe stato più giusto ascoltare tutti e 3 i ragazzi, forse dialogare di più con loro? Perché colpire proprio lui, sempre lui? Perché colpire sempre il più debole? Ecco, quando si colpisce il più debole è una forza, è una violenza, è una cattiveria, perché è facile essere forti con i deboli, però io vedo tanti forti che non ce la fanno a essere forti con i nomi famosi. Allora io andrò a cercare questo dirigente, vorrò parlare con lui, perché il ragazzo io lo conosco molto bene. Il ragazzo veniva a fare volontariato anche al Banco Solidale, è un ragazzo molto educato, solo che si sta difendendo. È sbagliato quello che ha fatto, perché lui ha detto ho dato un pugno, però li avevo presi anch'io. E allora qui non si capisce più da che parte stare. Io vorrei chiarezza, inviteremo anche degli insegnanti, inviteremo anche dei psicologi, perché adesso la scuola ha questa figura, diciamo. Io mi ricordo che una volta c'erano le maestre, che avevano anche 30 ragazzi, e bastava un'occhiata e li tenevano tutti a bada. Adesso più figure abbiamo e più violenza abbiamo. Ecco, io chiedo un po' di comprensione per questo ragazzo, che vi posso assicurare che nella vita non gli hanno fatto mancare niente in fatto di violenze. Perciò, per cortesia, prima andate a vedere i percorsi e poi eventualmente fate le punizioni, ma prima andate a vedere i percorsi e se questo era una cosa da fare a questo ragazzo. E torneremo ad occuparci, a parlare di bullismo anche la settimana prossima, in un approfondimento dedicato proprio a questo tema, con degli specialisti che interverranno proprio in studio. Naturalmente torneremo ad occuparci anche della storia di questo adolescente. Abbiamo ancora tanti servizi, ma volevo dare ancora un attimo la parola a Carolina, sì, perché guardavo di qua e di là, perché pensavo anche a Sandro col figlio adolescente. A Carolina, noi torneremo con te per capire che cosa sta accadendo in quello di Treviso, perché ti hanno detto che devi migrare a Forlì, anche perché già stai patendo per questa tua malattia, non troviamo giusto che questo martirio anche perché penso che debba sia andare anche oltre quella tua stessa malattia, insomma. Penso che sia una cosa che devo andare in giornata. Quindi col disagio anche devi spostarti, tu fai fatica a camminare, fai fatica anche a camminare. Sì, ho l'invalidità al centro per cammino, però mi starto presto. Invece come mamma, vedendo il servizio, cambiamo un pochino, il servizio che hai visto, cosa ti senti di dire? Sì, che non è giusto tartassare, io dico tartassare lui perché già è tartassato dai compagni
secondo me ha fatto bene a dargli un po', doveva dargliene 2. Pene corporali, dici, Perché io Carolina. ai miei figli ho sempre insegnato, se ti danno un pugno tu devi dargliene 2, così sanno che sei più forte. Allora facciamo un giro, sentiamo anche tu Maria Rosa, cosa dici dopo aver visto questo servizio? Dopo aver visto questo servizio, per me vedrei i genitori che devono stare più attenti ai figli. Perché spesso... Perché per me la prima educazione la devono dare i genitori. Una domanda, Anna Rosa, tu che lavori nel settore delle assicurazioni, ci sono anche dei premi, delle assicurazioni che possono tutelare le famiglie o la scuola da questo, degli atti del bullismo? No, O da violenze che si subiscono mettiamo una cosa di fuori questo genere. dall'ambiente C'è familiare? una polizza di responsabilità civile del capofamiglia e dei suoi familiari che, se sei civilmente responsabile, ti tutela. Secondo me, se qui c'è una mancanza di educazione da parte del genitore che deve tutelare il figlio, per me c'è una responsabilità. Quindi c'è questo presupposto? Secondo me sì. Hai capito, Mirella? E sentiamo anche tu cosa invece come papà, tu cosa dici dopo aver visto, Sandro, questo servizio? Gli atti di bullismo in ogni caso li ho vissuti anch'io quando ero un bambino. Sono sempre stati, diciamo. Sempre. Però sinceramente se un pochettino penso che l'educazione civica all'epoca mia c'era a scuola. Tuo figlio ti racconta qualcosa al riguardo? Si confida con te da adolescente? Sì, però lui ha un vantaggio, diciamo, ecco. È bello alto, è difficile che gli fanno bullismo, è tanto alto. Un bel Marcantonio, dici? Sarà 1,76, sono in 1,72 più alto di me, porta 14 anni. Tu dici che è importante anche l'altezza, la prestanza fisica? Sì, perché diciamo non solo il fatto che magari uno è un po' sensibile, magari come ragazzo, oggi... certo. Si parla tanto della sensibilità dei uomini, dei maschi, dei giovani, che dovrebbero essere un po' più, no? Ecco. Più maschi. Ecco. Credo che comunque, come dicevi prima, che a casa prima bisogna... I genitori? Sì, il primo anello? Sì, perché poi si comportano... la trovo come una forma di... come uno specchio, no? Che magari a casa vivono una situazione di particolare repressa, e poi a scuola e poi si sfogano, dici? magari, Sentiamo anche l'altro papà, cosa dici? Vincenzo? Sì, questi argomenti li ho già affrontati abbondantemente perché è un bambino di 12 anni e questi argomenti già dai tempi dell'asilo si affrontavano in casa. Io ho sempre detto al bambino per te le maestre e gli insegnanti sono le istituzioni, per cui laddove c'è qualcosa che non ti garba o qualche offesa ricevuto, inizia l'iter della burocrazia, cioè delle istituzioni, e segnala il problema. Quando non verrai ascoltato, comportati di conseguenza e respingi, anche in maniera più esagerata, l'offesa ricevuta. Per cui però io da genitore consiglio sempre, così come io se subisco un qualcosa vado dai carabinieri, tu vai dalla maestra. Il problema è che i professori spesso scelgono, come nel caso forse della signora, il percorso più facile. Certo. Ma una cosa che mi ha fatto ancora più orrore e mi fa capire quanto ormai sia scaduta la nostra società, che l'anno scorso a mia figlia, che aveva 9 anni, adesso ne ha 10, l'anno scorso ne aveva 9, da un bambino che ne aveva appena 11 gli è stata fatta una proposta che forse neanche io, che ne ho 47, farei a una donna della mia età. Per cui chissà, in tenera età c'è questo scandalo e questa... Ma non è che forse questo ragazzo ed era istinto sessuale, era un invito sessuale di un bambino di 11 e una bambina di 9 anni, quindi chissà dove arriveremo di questo. Ascolta Vincenzo, ma non è secondo te che questo ragazzo stia pagando proprio l'assenza del papà, che questi ragazzi sanno che non ha il papà e perciò diventano magari... è un bersaglio facile, probabilmente. Vedo che Carolina scuote la testa e dice di sì. È anche una storia, io penso anche sì, c'è una storia abbastanza delicata, l'assenza del papà e quant'altro. Io non intervengo mai quando so che mio figlio, perché l'ho vissuto anche io quando ero bambino, ci possono stare litigi tra i compagni, ci possono stare anche i pugni, fa parte della vita, insomma, certo. Si litiga. Quindi cerco io di non intervenire perché sennò sarebbe non sarebbe giusto, non sarebbe equo. Per cui è giusto che nella società che è una giungla tu ti devi fare un pochettino strada da solo. Mi piacerebbe intervenire magari con i genitori, però adesso ho altre cose più importanti
davanti, esatto. Vorrei parlare anche con i genitori, io vorrei parlare col genitore di quel bambino che ha fatto quell'invito sessuale a una bambina di 9 anni e lui non ne aveva. Chissà cosa c'è dietro la storia. Qualcosa l'aveva sentita, se ne avesse avuto 18 sarebbe stato un pedofilo, sarei intervenuto diversamente. E francamente mi ha spiazzato, perché da un bambino di 11 anni cosa fai? Gli tiri il collo? Cosa fai? Vai dai genitori? Siamo rimasti un po' sbigottiti io e mia moglie. Però questo rappresenta tutto lo squallore che viviamo nella società, parte in tenera età e si arriva anche alla nostra età dove, scusatemi la volgarità, porcate se ne fanno. E allora bisogna dire stop a questo silenzio, come stiamo facendo noi da qui, esatto, rompiamo questo muro del silenzio con nuove storie, nuovi approfondimenti tra pochissimo. Non cambiate canale, mi raccomando.